La Will in prima linea per questa iniziativa insieme all'ADA sulla sicurezza stradale, coinvolgendo tanti giovani studenti delle scuole agrigentine. Esatto, oggi in primis vogliamo ricordare il nostro caro amico Lorenzo Miceli, un dirigente della Will, un infermiere, un operatore politico che purtroppo è venuto a mancare nel 2020 per un incidente stradale. Un sabato sera c'è stato un incidente e ha perso la vita lui e una ragazza. Quindi oggi vogliamo sensibilizzare i giovani a stare attenti nella guida e a stare attenti anche nelle serate del sabato sera. Oggi premeremo perché c'è un premio che abbiamo attivato, quindi pensiamo di ogni anno creare questa occasione di sensibilizzazione e oggi vedremo dei video che hanno realizzato i ragazzi delle scuole superiori, quindi daremo dei premi per l'attenzione, la cura e la passione che hanno messo per realizzare queste opere. Noi siamo qui, c'è tanta gente, c'è tanta condivisione, quindi penso che la prima sarà buona e quindi dobbiamo continuare con questo percorso. Oggi la fase conclusiva di un concorso che voi avete fatto coinvolgendo le scuole agrigentine su un obiettivo importante che è quello della sicurezza stradale, Presidente. Sì, è importantissimo perché abbiamo visto che in questo periodo aumentano sempre questi incidenti, allora abbiamo voluto dare questo indirizzo alle scuole, diciamo ai giovani di secondo grado, alle scuole di secondo grado, per sensibilizzarle in maniera che possano essere un pochettino più prudenti nella vita sociale. Ecco, che riscontro avete avuto nelle scuole? Ottimo riscontro, abbiamo avuto 7 scuole con 60 alunni partecipanti. Diciamo che è stato un buon risultato. Ecco, c'è un vincitore unico, come funziona? C'è il primo premio è unico, il secondo a pari merito sono 2 e i terzi sono 4, tutti a pari merito, ex equo. Siamo con il papà di Lorenzo Miceli per una riflessione anche su ciò che è questa iniziativa che vede coinvolti tanti ragazzi come esempio, diciamo, per guidare bene, per non ubriacarsi, insomma, una sua valutazione su questo momento. Sì, è un'iniziativa che è stata voluta dall'associazione ADA e della Will per ricordare non solo Lorenzo, ma è un'iniziativa per sensibilizzare i giovani. Infatti non a caso è stata rivolta questo concorso alle scuole, perché l'educazione stradale dovrebbe proprio partire dalle scuole non solo superiori ma anche dalle scuole elementari, perché praticamente da là i giovani dovrebbero capire il vero significato della vita e il rispetto non solo della propria e degli altri. Quindi noi speriamo che questa giornata sia un momento di riflessione per i ragazzi e per non solo, perché le tragedie che avvengono ogni giorno è una vera e propria strage. Negli ultimi tempi nella provincia di Agrigento assistiamo a incidenti che sono quasi giornalieri, incidenti mortali, che sono dovuti soprattutto alla distrazione dei cellulari nella gran parte, però la grandissima. Quindi speriamo che i giovani traggano insegnamento e riflettono sul vero valore della vita, perché poi la tragedia si ripercuote non solo sui familiari e su loro stessi, sulle vittime, ma anche sulla società. Quindi che benvengano queste iniziative e speriamo che il prossimo anno si possa ripetere. Ecco, non abbassare la guardia. L'ADA, Associazione Diritti Anziani, non pensa solo agli anziani, vuole trasmettere ai giovani un patrimonio di esperienze, di conoscenze e di valori. Per questo oggi l'Associazione Diritti Anziani incontra i giovani, perché il tema della sicurezza sulle strade, il tema della tutela della propria vita è un tema importante. Oggi noi possiamo contribuire a dare oggi a questi giovani qualche cosa che probabilmente non trovano in altri ambienti. Sì, oggi è un'iniziativa bellissima che coinvolge i giovani delle scuole superiori della provincia. Hanno realizzato dei video bellissimi sulle tematiche della sicurezza stradale che alcuni di questi video evidentemente verranno premiati.
si è voluto accendere un focus sulla questione della sicurezza stradale e credo che modo migliore non poteva esserci se non quello di coinvolgere direttamente i giovani che hanno espresso con il loro talento, hanno fatto sì che questi video potessero venire incontro a quelle che sono le grandi tematiche oggi della sicurezza stradale. Oggi tanti giovani purtroppo perdono la vita con comportamenti che non sono molto spesso consoni ad uno stile di vita corretto. Quindi oggi diciamo che concludiamo così questa bellissima iniziativa. L'ADA, che è un'associazione di ONLUS che non è iscritta al terzo settore, praticamente vuole incontrare i giovani. Si è voluto realizzare questo incontro anziani-giovani, quindi trasferire dai giovani noi vogliamo prendere tutto quello che c'è di nuovo in termini di conoscenze e di competenze, ma vogliamo trasferire ai giovani quello che è il know-how dell'esperienza degli anziani, sperando di contribuire a fare crescere una società migliore. Sì, abbiamo fatto questa iniziativa con l'ADA di Agrigento perché è successa questa tragedia, diciamo, del Michele Figlio, dove questa commemorazione, diciamo, era dovuta per quanto riguarda noi, sia dell'ADA che della Guille. Oggi verrà scelto anche un premio, verranno premiati alcuni tesi fotografiche, concorsi, insomma studi, disegni. Sì, non so come svolgere, diciamo, la premiazione, però diciamo che l'ADA di Agrigento ha lavorato bene su questa iniziativa e quindi siamo qui a dare il nostro contributo.